Dedicato alle vittime innocenti della mafia si è svolto un incontro presso il Palazzo dei Filippini indetto dall'assessore al ramo Principato, che ha coinvolto varie scuole della nostra provincia che hanno dedicato momenti musicali, dipinti, video, documentari verso quanti hanno perso la vita per via della mafia. Alla manifestazione ha partecipato, oltre al sindaco della città Francesco Miccichè, anche il magistrato agrigentino, già presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale. È una giornata importante per noi, ribadiamo quello che è il concetto di legalità con i ragazzi, che questa amministrazione vuole continuare il dialogo su principi fondamentali della nostra vita, quindi ribadendo il concetto di legalità che deve essere vissuto giorno dopo giorno, e nel quotidiano, in ogni contatto e rapporto anche tra di loro nella vita sociale. È importante questo messaggio, è un messaggio che loro stessi fanno proprio, lo studiano e lo elaborano, dandoci poi dei risultati positivi, quali degli elaborati, delle trasmissioni, anche dei video sul tema. È un'iniziativa importante anche per trasmettere alle persone un po' più grandette come noi dei principi che forse ogni tanto ci dimentichiamo. Il giudizio non può che essere positivo, in quanto è nostro dovere insegnare ai ragazzi ciò che è stata la mafia, ciò che la mafia rappresenta e ciò che la mafia continuerà a rappresentare se non c'è uno scatto di azione da parte degli organi competenti per porre fine a questo fenomeno, che evidentemente non può essere represso solamente con le leggi punitive, ma deve essere anche combattuto attraverso interventi di carattere sociale ed economico che tolgano alla mafia l'humus sul quale la mafia stessa prospera e continua a vivere. Allora, l'Istituto Rita Levi Montalcini partecipa a questa giornata organizzata dal Comune e dall'amministrazione comunale di Agrigento con estremo entusiasmo per portare avanti quelle idee e quei valori che il giudice Falcone, Borsellino e tutti gli altri uccisi dalla mafia ci hanno voluto tramandare. I ragazzi sono estremamente contenti e felici, anche perché questa mattina il gruppo dell'ensemble della scuola si esibirà con alcuni brani e soprattutto, ripeto, per dare testimonianza che il loro sacrificio non è stato invano, quindi veramente una giornata sicuramente da non dimenticare. La scuola Euroform partecipa al progetto e ha accolto l'invito del Comune di Agrigento per partecipare alla giornata nazionale della legalità. Abbiamo partecipato con un cortometraggio ponendo in evidenza appunto la figura della legalità, soprattutto dal punto di vista dei giovani, perché è fin dai banchi della scuola che si intraprende il cammino e il percorso lungo la strada della legalità, che per loro è il rispetto delle regole, per loro è il rispetto tra sé, rispettare il compagno, rispettare i professori e cominciare appunto a camminare in società. Quindi noi siamo orgogliosi di essere qui.